Andrea Testa, il Checco dello Scapicollo esce sconfitto dopo la partita con il Nes Calciotto dopo aver giocato un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo non siete riusciti, pur creando delle occasioni, soprattutto con Maramao, a raddrizzare una gara che si è messa male nel finale. Una partita diciamo sfortunata, però chiaramente le occasioni abbiamo create e Checco c'è, però chiaramente vince chi la butta dentro e noi non siamo riusciti, anzi abbiamo mangiato sia con Maramago che con Ervin Cole, abbiamo mangiato 2 o 3 gol quasi impossibili, però succede. La traversa di Marama al primo tempo è stata bellissima, ma anche la giocata tutto quanto, però chiaramente accettiamo il risultato, però non dobbiamo scordare l'atteggiamento dei signori arbitri che non è proprio a livello di questa Serie A. No, ti chiedo, visto che sei ai microfoni, comunque se vuoi No, riferirti a ma qualche episodio in l'episodio particolare. è sempre quello, cioè la blasfemia dichiarata come è stato detta stasera e l'arbitro va là e dice non devi più bestemmiare, mi sembra proprio una cosa, una presa in giro per tutto il movimento, perché chiaramente se a settembre si è detto che le bestemmie non sono tollerate in questo sport, in questo torneo, e poi chiaramente l'arbitro sente, perché hanno sentito tutti e 16 giocatori in campo più tutte le panchine, l'arbitro si avvicina al giocatore davanti a tutti, anche ai miei giocatori, dicendo non lo devi più fare, cioè penso che i miei giocatori sono stati un po' presi in giro, perché comunque sia, sappiamo bene quanto ci è costata a noi questa storia l'anno scorso, anche con l'espulsione di Pompei, che giustamente la fa detta e giustamente è stato preso provvedimento. Ma non è la prima volta che succede quest'anno questa cosa della blasfemia, però chiaramente questo era diciamo, era per dimostrare ancora non c'è questa sincronia o sincronizzazione, non so come si dice, fra le persone, fra gli arbitri, e poi chiaramente dispiace un po', però chiaramente la Lega deve prendere provvedimenti, o la lascia passare per sempre o deve prendere un provvedimento serio su questa cosa. Faccio l'ultima domanda sul diciamo, calcio giocato. Oggi non c'era Spaziani. Ti No, chiedo oggi se secondo te è pesata un pochino l'assenza del vostro numero 9, perché è un giocatore che molto spesso viene cercato sulla profondità ed è bravissimo a far salire i compagni. Ti chiedo se hai sentito un pochino l'assenza di questo Ma giocatore stasera. come ho detto io ho fatto un monito ai miei colleghi presidenti che squadre attrezzate come Checco, come altre squadre importanti non si devono attaccare agli assenti. Però chiaramente stasera ne avevamo di assenti, però non è un nostro stile parlare degli assenti, perché comunque che di mercoledì, oggi perché gioca 11 c'è stata la Coppa Italia, quindi chiaramente sono mancati tanti giocatori, ma non è quello il problema. Cioè, Spaziani sì, ci permette di giocare in un altro modo, però chiaramente non è quello il problema. Grazie Presidente.